Hello, hello world and welcome. This is 0 to 100. We are live streaming from beautiful Conegliano, Italy. Today we're going to have an Italian show. So we're going to switch over to Italian. Usually it's a multilingual show, but tonight we're going to switch over to Italian because we have two Italian guests. So now I'm going to flip over to Italian, and you guys remotely, you can use the automated generated subtitles in case you want to follow up. Ok, buonasera, benvenuti a tutti, siamo in collegamento da Conegliano, dall'X-YZ Creative Center. Questo è 0 to 100, da 0 a 100. Passeremo insieme un'oretta ascoltando dei bei dischi insieme, da mellow vibes tranquille fino ai peak hour bangers un po' più energetici verso la fine dell'ora che passeremo insieme. Questa sera sono con due cari amici, due cari ospiti. Abbiamo Gianni Paul, anche detto G-Love. G-Love. Io lo lascio pronunciare a lui perché il tuo nome d'arte è anche un po' figurato, no? Sì, sì, dopo ce ne parli c'è un il po'. cuore. Esatto, e poi il nostro caro Marco, che è un altro music lover. Il microfono che hai lì lo puoi anche utilizzare se vuoi, e puoi tranquillamente conversare insieme a noi e insieme al pubblico che ci segue da casa. Allora, innanzitutto ciao Andrea, grazie per essere venuti qua e di aver partecipato a quella... Ecco, quando parli tieni sempre il microfono vicino. Grazie anch'io Andrea per l'invito e sono felice di essere qui con voi. Bellissimo, bellissimo. Allora, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, vi racconto un attimo cosa abbiamo appena ascoltato, perché è un disco molto molto particolare. Io qui c'ho anche la cover che vi faccio vedere intanto, così che da casa può dare un'occhiata ai titoli e prendersi nota, insomma, di questo bellissimo album. Questo è un album fatto da Steven Bunn e John DeBrett, che hanno già fatto uscire due release di questo album. È uscito su BDQ Records, un'etichetta inglese che hanno, diciamo così, fondato loro. Contesto
Steven Bunn e John DeBrett erano membri fondatori dei Mother Earth, una band che negli anni 90 proprio ha caratterizzato tutta la scena, diciamo così, new jazz e acid jazz inglese. E recentemente si sono ritrovati e hanno fatto insieme BDQ Records. La cosa molto bella è che in questo album c'è una traccia, che è quella che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Una notte a Conegliano. Una notte a Conegliano, My Bad. Una notte a Conegliano, che è stata, diciamo così, o meglio ancora, facciamo un passo indietro. Vi ricordate quando allo Swing Bar a Conegliano c'è stato Steven Bunn che è venuto a suonare il DJ set? Certo. Eravate entrambi C'eravamo tutti e due. Esatto. Quando Steven è venuto a visitarci a Conegliano è rimasto così impressionato dalla città che diceva: io vado a destra e a sinistra, ci sono DJ set, ci sono band, c'è musica ovunque vada, e ha avuto l'ispirazione per fare questa traccia. Da qui. E da qui il nome di quella canzone che abbiamo appena ascoltato è Una notte a Conegliano. Ma dai. È Una notte a Conegliano. Vi faccio vedere anche qui, ho già condiviso la copertina, diciamo così, per chi ci segue da remoto, però ecco, è una bella storia di fianco a questo, dietro a questo album, che si chiama 6 Weeks in June. È appena stato, released, è appena stato lanciato. E noi importiamo le copie per l'Italia. Se volete una copia, chiaramente sono limited copies, però insomma è disponibile. Interessante. Esatto. Vedere se è scritta Conegliano su un disco. Una notte a Conegliano. Sì, vi ricordate la serata che abbiamo fatto allo Swing? Cosa ricordate di più di quella serata? Lui, un personaggio molto tranquillo, ma ha messo su dei pezzi veramente fantastici, proprio belli. Una super serata. E anche era la prima volta che lo sentivi anche tu, Marco? Sì, era la prima volta che lo sentivo anch'io, sicuramente un bel personaggio, una persona interessante, una cultura musicale indubbiamente ampia. Sì. E tra l'altro tu sul tuo canale YouTube, che poi andiamo a condividere in chat, hai anche, se non mi sbaglio, uno snippet video di quando Steven ha suonato allo Swing. Sul mio canale YouTube sì, ho il video anche adesso intanto che tu ce lo racconti, io condivido anche il link in tempo reale al canale YouTube di Marco, così se siete curiosi potete andare poi a scoprire qualcosa un po' di più, diciamo così, ecco, riguardo a Marco. Cosa interessante, per chi è la prima volta che vi vede, voi venite dalla stessa città, giusto? Sì, veniamo da Arcade, tutti e due. Esatto. Da Arcade, Esatto. come dici te. Arcade. È una parola grande. Il paese del pane e vin, conosciuto per questo. Ok, per chi non sapesse cos'è il pane vin? Il pane e vino è un'origine, una tradizione che parte da molto distante, ok? Che praticamente la sera della Befana facevano questa pila grandissima di legne e la bruciavano, ok, diciamo, quindi i contadini del posto, e poi in base a dove andava il fumo, quella doveva essere l'annata, insomma. L'annata se era buona o non buona, dipendeva da dove andavano le faville delle... Ed è bellissimo, perché l'atmosfera è unica. E poi tra l'altro io colgo sempre l'occasione per condividere queste storie, lasciarle raccontare, perché non è che il pane vin si fa in tutta Italia. No. Cioè, è una cosa tipicamente veneta o del nord-est, diciamo così, no? Sì, certo, quindi certo. ecco un motivo in più per visitare questa bellissima regione di Venezia. Ma io ricordo la prima volta che sono passato per Arcade, ho detto a mia moglie: no, man, look at this. Io ho detto, abitualmente parlo inglese, e ho letto Arcade. Ho detto, questo è il posto più bello del mondo. Più bello di sicuro qui non ci si annoia. No. Ho detto, ecco, quindi, e tra l'altro fate ad Arcade, è una città che è abbastanza attiva, perché ho visto che fanno anche degli eventi musicali periodicamente. Fanno un festival, hanno fatto festival a giugno. Esatto. MLT, Musica Libera a Tutti, e ho suonato anch'io. Grande, high sì, five, high five. Un piccolo set lì e sì, niente, fanno belle cose, dai. Nice. Sono attivi. Quindi Marco, grand music lover, e il nostro buon Gianni invece è un DJ? molto modesto. Un DJ, dai, mettiamola DJ così. e collezionista di dischi molto, Sì, ma ho molto... cominciato da poco con i vinili, perché sono partito prima. Intanto è da poco che suono, sono solo 5 anni, 5-6 anni che suono. L'ho fatto per necessità, perché
A me piaceva andare a ballare, però ho cominciato a chiudere tutti i localini, posti belli, tutti chiusi, dico, adesso cosa si fa? E mi sono messo io a suonare e da lì è partita la cosa. Ma i vinili sono apparsi da un paio d'anni. Yeah. Da un paio d'anni. E mi ha sempre attirato perché comunque da piccolo a casa c'erano i dischi del papà, dello zio che giravano per casa. Però non li avevo mai valutati, diciamo, fino a poco tempo fa. Insomma. Ma cosa ti ha fatto scattare la scintilla del vinile? È bello, allora a me piace principalmente vedere il disco che gira. Il disco che gira per me è una bellissima, mi dà tanta sensazione, una bella sensazione. Ok. E poi suonarlo, il tocco, è tanta roba, tanta roba. Mi piace un sacco. È un feeling diverso da un CDJ? Sì, io sono partito con i CDJ, con le classiche tracce MP3, però così è avere proprio il supporto in mano, cioè ce l'hai in mano, quindi è diverso, è più bello. Yeah. Io devo scusarmi con te, Marco, perché prima penso il tuo microfono fosse basso, quindi non si era proprio sentito. E tu invece come ti sei innamorato del vinile? Perché tu collezioni vinile, no? Sì, anch'io colleziono vinili, sono un po' più indietro di Gianni, un po' più indietro di te sicuramente. È una passione che principalmente, diciamo che comunque, posso dirlo, Gianni poi la prima volta che comunque ha suonato prima di una festa l'ha fatto nel mio soggiorno, quindi comunque nasce proprio, Nice. proprio assieme Sì. anche comunque la ricerca della cosa. E poi comunque mi ha sempre affascinato questa cosa, ma anche il fatto, secondo me, come ti dicevo prima, il fatto che comunque mi compro il vinile jazz quando sono da Genova è un po' la patria, compro il vinile jazz anche sentire quel suono un po' più sporco, e poi se tu comunque vai a sentire un set, qualsiasi set, e se sai apprezzare la musica ti arriva in maniera diversa mio parere. Sì. Questo secondo me. Sì, bellissimo. E poi a me piace per esempio molto il fatto che quando prendi un disco, no, acquisti un disco, rimane tuo per sempre. Sì, Cioè non c'è una subscription è lì. che termina, puoi ascoltartelo quando vuoi, Sì. Non hai connessione internet, non serve, abbassi la metti la puntina puntina. e lui va. Bellissimo. Allora, visto che siamo a 0-100, so che tu hai portato questa bellissima collezione oggi, Sì, alcune gemme. ci ho provato a creare sta piccola Che- collezione. Quale primo disco ci condividerai questa sera? Allora, il primo disco diciamo che è stato scelto Ok. da mia figlia. Oh. A lei piace un sacco questa canzone. E sarebbe, la canzone è di Diana Ross, Wow. The Boss. Ok. Però questa è una versione fatta dalle The Braxton, che sono 3 sorelle statunitensi. E una versione, diciamo, fatta da Master at Work, è un disco del 96. Kenny Dope, Louis Vega. Yeah. Tanta roba. E è una versione un po' particolare, da zero. Ok. Da zero. Go, fire it allora. Benissimo. Zero to 100, G-Love, G-Love. first record. Noi rimaniamo sintonizzati. Sentitevi liberi di interagire dal vivo nella chat. Se volete interagire con noi, enjoy the ride. Fancy me, thought I had my degree in life and how love ought to be right. I had a one-step plan to prove it. I got in my pocket for fools falling in love. Love had to show me one thing.
so right, yeah. Thought I could turn emotion on off, and I was so unsure. But love told me who was the boss. I defy anyone who claimed that I didn't control whatever moved in my soul. And I could touch delight just because you fell for me. Why should I feel uptight? Love had to show me one thing. I was so right, yeah. Thought I could turn emotion on off, and I was so unsure. But love told me who was the boss. So right, thought I could turn emotion on off, and I was so unsure. But love told me who was the boss. Love taught me, yeah. So right, thought I could turn emotion on and off. So sure, I was so sure, but love taught me who was the boss. So right, yeah, thought I could turn emotion on and off. So sure, but love taught me. Love taught me, yeah. So right, thought I could turn emotion on and off. So sure, but love taught me who was the boss. So right, thought I could turn emotion on and off. So sure, I was so sure. But love taught me who was the boss. Taught me. Love taught me. Love taught me who was the boss. Yeah. Love
show me emotions. Just let me feel you, baby. Your love has taught me, your love has taught me who was the boss. You're my baby, who was the boss. Nice. Beh, è un capolavoro questo. Molto, molto A parte bello. che poi quando vai a cappella, cioè, non sbagli mai. Come un disco a cappella bello, cioè è troppo bello. Cioè, è un modo così immersivo, è minimale ma così immersivo allo stesso tempo. Ma lo stesso ti dà tanta emozione, tanta. Poi non so se ti è mai capitato, ma ascolti una cappella, a me quello che spesso mi capita è che ascolto la cappella, però mentre ascolto la melodia della cappella, che a volte differisce un po' da quella che è la melodia musicale, mi vengono altre idee, Ok. per scrivere musica, Certo, per cui certo. insomma ascolto sempre con molta curiosità. Ecco, quindi questo era un bellissimo start, direi. Ti è piaciuto, Marco? Una delle mie tracce preferite. Nice one. Ok, allora io mi prendo un minuto per fare uno shout out a Flusso Music, flussomusic.com, che è diciamo così un nuovo progetto che funge da power per questa serie di episodi che facciamo di 0 to 100. Flussomusic.com è un nuovo progetto musicale creato da me e da Matteo Salviato, dedicato alla musica sperimentale elettronica avant-garde. Diciamo così, un'area nella quale esplorare. Siamo in una fase pre-alpha, però insomma, se siete interessati e se voi da casa siete interessati ad esplorare nuovi orizzonti musicali, creativi, iscrivetevi alla newsletter di Flusso e sarete i primi e le prime a così scoprire cosa si cela in serbo dietro questo progetto. Flussomusic.com. Ok, prendo anche un momento per salutare chi c'è in chat, per esempio Silvia Furlanetto, ti salutiamo anche noi Silvia, di Omnipresent. La mia signora. Esatto, che tra l'altro ha un bellissimo progetto su Instagram che seguo anch'io, che si chiama They Really Love Christmas. I Really Love Christmas, che io non sapevo che di potermi innamorare così tanto del Natale fino a quando non ho scoperto la Ho conosciuto lei. E poi magari condividiamo anche, anzi Silvia, se ci stai ascoltando condividi pure il link alla tua pagina Instagram in chat, così più gente può scoprire anche lì diciamo qualcosa in più riguardo ai tuoi progetti. Il secondo disco che ci hai portato questa sera è un'altra chicca, che io già dall'etichetta Strictly Rhythm già è un programma. Tanta roba. Di cosa si tratta? Allora, questa è cantata da una cantante che a me piace un sacco, che è India, e lei è bravissima, è una super cantante. E poi questo disco è una cosa molto particolare, a me è legata parecchio, perché questa qui è l'ultima canzone che ho messo alla mia festa di matrimonio. Wow! Per salutare tutti gli amici ho messo su questo disco Bellissima. qui, e Love and Happiness di India. Vai, play, godiamocela insieme. 0 to 100, rimaniamo sintonizzati e enjoy! Universal Mother, yeah, my I'm singing to you. I wanna let the world know that you represent. Oh, the richness of the world. Oh, yes, you do. Oh, yes, you do. Yes, you do. Oh, and I wanna let the whole world know goddess of sweetness is so true. Oh, yes, it is. Oh, she'll let you know when you're out of reach, when you ain't got no love.
Wow, super emozione, Love and happiness. Ma che poi tra l'altro, cioè, è entrando con la voce prima così, cioè ti crea tutto Una questo super atmosfera. momentum che ti porta su e poi parte il kick. Sì, è bellissimo, è bellissimo. Tra l'altro, Marco, tu sei un grande appassionato di house music, giusto? Sì, E hai anche una gran passione per Defected Records, right? esatto, confermo. Dove sei stato l'ultima volta a goderti dei bass at Defected? Sono stato nel 2018, se non sbaglio, in Croazia, a Tisno, dove fanno il festival della Defected, che ormai adesso si è lanciato. Diciamo che in quell'anno lì non era ancora così conosciuto, così bomba, e per me è stato completamente una cosa totalmente immersiva, cioè, perché sono arrivato lì, come ti dicevo prima, ho chiuso il telefono in cassaforte e l'ho dimenticato. E esisteva stare lì, ascoltare la musica, se riuscivo a parlare con qualche artista, con qualche DJ, però è stato emozionante, insomma, io la vivo in questa maniera, diciamo. E adesso poi è cresciuto molto, quindi anche negli ultimi anni si è evoluta ancora di più. Defected è cresciuta, Glitterbox anche. Quest'anno qui ho visto che comunque a Ibiza sono riusciti a prendere anche dei palchi molto più importanti, degli eventi molto più importanti. L'importante è che comunque secondo me mantengano le loro origini e non, questo mio pensiero personale, non si svendano magari per arrivare lì. Certo. Però mi pare che stanno tenendo comunque la Sì, loro linea. diciamo che l'imprinting che ha dato Simon è solido. Sì, sì. È solido, quindi ecco, questo è sicuramente qualcosa che contraddistingue anche dalla longevità del progetto, no? che ha Defected, di quello che verrà adesso, perché insomma, nuovo Esatto. CEO, un nuovo capitolo che si apre. Anzi, facciamo un saluto agli amici di Defected di Yeah. Londra, Ciao. a tutta la Defected family, specialmente anche Rap Sanders. Grandissimo DJ della scena underground londinese, parte di Defected Family. Bene, allora io adesso ti lascerò preparare il prossimo disco. Nel frattempo condivido una traccia che non avevo ancora condiviso con te, ma so che l'artista ti piace. Sì, sì, me l'avevi già fatto vedere. Perché quel questo disco. qui è un artista che io ho suonato questo disco praticamente in quasi tutti i set che ho suonato nell'ultimo anno, non riesco a toglierlo dalla valigia. È un doppio, I classiconi. è un doppio vinile, è fatto da Roma Zuckerman. Roma Zuckerman, che è un artista russo molto molto bravo, un gran talento. Ha fatto già 2 uscite sulla Trip Label di Nina Kravitz, e poi ha fatto un bellissimo progetto che si chiama Why You Pushing. Lo trovate su Bandcamp. Ok. Condividiamo anche la chat, il link via chat se volete andare a curiosare. È un bellissimo progetto che raccoglie una compilation di tracce techno, elettroniche, però di buona qualità, di artisti, diciamo così, della scena underground mondiale, al quale ho avuto il piacere di contribuire anch'io. E questo qui è un album fantastico, Phenomenon of Provincial Mentality, e questa qui, che adesso vi condivido, è una traccia molto molto particolare. Non faccio nessun tipo di spoiler, Ok. e ogni tanto ce la gustiamo mentre Ok. il buon Gianni G. Love prepara la sua prossima traccia. Enjoy Roma Zuckerman. This was like the previous one, the end of the previous one. Ah, ok. Era la fine della precedente, perché intanto mi si è mosso il nido e adesso c'è la traccia che volevo farvi sentire. ok. La bellezza del vinile. No?
All right. So, questo era Roma Zuckerman. Quindi se siete curiosi, vi lasciamo un link alla pagina di Bandcamp, dateci un'occhiata. Produzione davvero incredibile, mi piace moltissimo, c'è la ricerca nel sound design, nell'arrangiamento. Decisamente tutti gli album e tutti i singoli che ha fatto sono davvero Molto particolari. meritano e incredibilmente versatili, perché è quell'ingrediente aggiunto che normalmente non ti aspetteresti di sentire in un set. Non senti. E io mi ricordo quando ho suonato questo disco qui e c'eri tu di fianco alla console. Yes. E mi hai guardato e mi hai detto, ma questo cos'è? ti ho dato, sì, ti ho mi hai dato passato questo il disco vinile. qui. Quindi ecco, Roma Zuckerman da aggiungere alla vostra wish list. E adesso abbiamo una chicca che è più italiana di così. Qua siamo proprio non si può. l'italo disco più italiano che ci sia. L'italo Ok. disco più italiano che ci sia. E vuoi dirci qualcosa o ce lo vuoi dire dopo? No, beh, lui secondo me rappresenta proprio l'italo disco per eccellenza, Ok. secondo me. Ok. E da poco, poverino, Ci ha lasciati. E anche per questo a me piace un sacco lui, perché i testi, il sound molto bello, a me piace un sacco. E allora ho deciso di portare questa è una ristampa, l'hanno fatto 4-5 mesi fa. E bellissimo, perché Anche bello fatto da con vedere la bandiera com'è. italiana, è proprio bello, è proprio bello. Comunque posso dire anche un'altra cosa. Sì, certo, Un certo. personaggio anche molto affascinante, perché Sì. diciamo era una cosa anche bella Sì, vivere. sì. sì. E tra l'altro questa non è anche una delle non è proprio una traccia Conosciutissima. Conosciutissima, mi dicevi, no? No. Ho voluto proprio mettere una traccia diversa da quelle che ultimamente si sentono un Esatto. po' riviste. E quindi è una traccia un po'. è la bellezza anche proprio di questo show che facciamo, cioè per ascoltare musica che normalmente non si non si sentirebbe sente, non si altrove. sente, non si sente. Allora vai, abbassa la puntina e ci godiamo insieme questo disco. Io metterò poi la cover in sharing e così lo lasciamo scoprire. Si è spostato. Si è spostato? Sì. Lo puoi fare andare avanti tranquillamente. Io condividerò poi la cover dal vivo e così non svegliamo la sorpresa. Ok, va bene? ok. Enjoy, da 0 a 100 live streaming dall'XYZ Creative Center di Conegliano. Enjoy. La donna è in costruzione. Ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima, su misura per me. Le gambe, le ho prese una Bluebell. Sono lunghe e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale. Degli occhi da pubblicità. Deve essere un po' amica ed un po' fatale. Misterioso e quanto basta da non farti male. Deve essere un amante eccezionale. Nascondersi nel fumo di una sigaretta. Perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero. Che mi sappia fare perdere la testa pure. Che mi sappia trasformare in un uomo vero. La donna è in costruzione. Sì, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima su misura per me. Le mani le ho prese da un poster. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale. La bocca dell'ambiguità.
essere fedele però mai banale, con la pelle delicata da non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta, perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa e paura, che mi sappia trasformare in un uomo vero. La donna in costruzione, la donna è in costruzione, la donna in costruzione, la donna è in costruzione, la donna sì. All right. So that was it. That was it. Questa devo dire che tra l'altro ha sorpreso anche me come selection musicale tra i dischi che hai portato. Cioè, Il Super Pino Danzò. Esatto, sapevo che avresti scartabellato nel tuo magico archivio dei vinili, però passami un attimo il vinile che lo facciamo vedere on camera. Cioè, guardate che roba, che gioiellino che è sto disco qua. E tra l'altro questa è una ristampa che hanno anche rimasterizzato, se non mi sbaglio, no? Perché il disco è uscito nell'81. Pensa a te, siamo ancora qua a goderci sto bellissimo pezzo di musica, no? Conoscevi lui, no? Conosco. Un po', un pochettino lo Ne hai conosce sentito anche lui. parlare? Ho lo stesso disco. Nice. Grazie. Ok, bene. Io del prossimo disco che ci hai portato, quando ho visto la cover, cioè neanche dal top della valigia, della borsa di dischi, ho visto un pezzo della cover e ho detto, that's it. Qui è un disco storico per me. Ok. Proprio qua ho cominciato ad andare a ballare. È un disco del 96, questa è una ristampa che mi ha regalato mio figlio due anni fa, è uno dei suoi gruppi preferiti e qui si comincia un po' a ballare, un po' più seriamente, un po' più allegro, ma molto particolare, secondo me. Loro sono fantastici. Ok, di che album si tratta? Homework, Daft Punk. Boom! Io mi ricordo quando è uscito questo album, non avevo capito che erano loro, a dire la verità, però mi ricordo che era una domenica pomeriggio alla discoteca Manhattan. Wow. Al Golden Gate, nella main room. Ricordi. E c'era Luca Cuia che suonava, Alberto Marini, che erano i due resident, e Sasha faceva l'opening. Luca Cuia ha messo questo disco, di cui non spoilerò il titolo perché mi sembra che è proprio la traccia che metterai tu, e ho detto, cos'è questo pezzo? Cioè, era un pezzo che era, diciamo, altamente innovativo, però anche alieno, perché si dissociava da quello che era il trend, neanche techno, la chiamavamo progressive al tempo. Esatto. E questo si dissociava completamente, e da lì poi è uscito il singolo, è diventato anche un pezzo che ha sfondato le chart commerciali in tutto il mondo. Mettiamo la cover, anzi metto il retro così chi ha curiosità può andare a vedere il front di qua, però vi lascio anche il retro perché in questo disco ci sono degli bellissimi altri pezzi che nel qual caso non conosceste. Così ecco il progetto Daft Punk nella loro fase iniziale, embrionale, no? È bellissimo da scoprire. Schiacci tu lo start? Vado io. Vai, ce la godiamo insieme.
Around the World, Daft Punk. Io mi ricordo Yeah. in quest'album una delle altre tracce mie preferite è Alive. Ok. Non so se ve la ricordate. Sì. Che ho detto, cioè quando entra con questo imprinting ipnotico così, ho detto, cioè qua, questo è geniale, questa Sì. traccia. E quello Anche era- Revolution, hai Assolutamente. sono tutte canzoni super particolari. Exactly, but the feeling was like innovative, was fresh. Era un qualcosa di diverso, di nuovo, Sì. che devo dire anche ultimamente stento un po' a trovare nella palette. manca un Cosa po' che hanno di- inventato loro, perché Yeah. alla fine non esisteva e quindi adesso tutto il resto è da loro. come Sì, dicevo. però ecco, io confido sempre insomma nella curiosità, cioè in quello che porta gli artisti a ispirare e intraprendere ed esplorare sentieri nuovi, meno scontati, meno banali, meno certo. legati al passato, ma per spostare l'asticella avanti e Sì, immergersi in qualcosa che non esattamente. abbiamo ancora conosciuto. Ascoltare il passato per il futuro. E avere nuovamente quel feeling che avevamo quando è uscito questo album, no? Perché insomma c'è ancora molto da esplorare, anzi forse certo. oggi con lo sviluppo della tecnologia che abbiamo adesso è quasi per certi versi più facile poter Sì, esplorare penso di sì. nuovi sentieri, quindi certo. perché non farlo? Alright, un saluto in chat anche Vai. a Daniele Marcuzzo, il mitico Daniele De Marchi DJ. Ok. Daniele De Marchi che insomma per chi segue questo canale è già stato ospite innumerevoli volte ed è anche diciamo la mia metà in un bellissimo nuovo progetto che si chiama Ido. Sì, l'ho visto su, Ido, sul tuo i canale. due, no, per dirla in modo simpatico, che poi in inglese leggono sempre I do. I do, ma non è Una cosa così. simpatica, quindi ecco, anzi saranno news riguardo a quel progetto, quindi ciao Daniele, grazie per esserti Ciao, sintonizzato. E ci stiamo avviando verso la fine del nostro tempo che abbiamo assieme, quindi può essere che sforiamo magari di un'oretta, ma insomma se... Io tempo ne ho. Esatto, se non hai problemi, insomma hai portato dei dischi nessun così problema. belli che sembra un peccato non ascoltarli. Grazie, no? sono Quindi, proprio felice. ci muoviamo e cominciamo pian piano a aumentare un po' l'energia da 0 a 100. A 100. E cos'altro ci hai preparato? Questo è un disco un po' particolare, è un remix, mettiamolo così, di una canzone degli ABBA, Ok. degli anni, dovrebbe essere del 79, 78, 79, Ok, in VLV, mi sembra, si intitoli. ok. Però è in una lingua un po' particolare. Ok, forse non l'ho mai sentita neanch'io allora sta versione. Te la faccio sentire. Ci voleva Gianni che la portasse. Te la faccio sentire io. Vai, prego, godiamocela insieme. 0 to 100, da 0 a 100, streaming live dall'XYZ Creative Center in beautiful Conegliano, Italy.
Poi c'è anche la mamma. Yeah? Sì. Questa qui è una versione, diciamo così, inaspettata, non la conoscevo, però... Io non conoscevo fa conto te, io non conoscevo quella originale degli ABBA, ma quando l'ho sentita per radio, quella degli ABBA, Ok. ho detto, ma cavolo, questa è uguale a questa qui. Sì. Ed era proprio una versione, sembra giapponese, Sì. sembra Prima giapponese. che tutto alla fine. Sì, tutto torna. Il discorso di prima che dicevamo comunque che alla fine tutto parte dalla vecchia musica, quindi Sì. poi anche i grandi remix vengono fatti dai vecchi successi, Sì. insomma. Come dei semi, no? Poi crescono, si evolvono, prendono nuove forme, a volte si intersecano con altri generi, altre sfumature, Certo. altre influenze, no? E nascono delle bellissime nuove creazioni musicali, no? Sì. Bene, allora, oggi sforeremo un attimo l'ora usuale, diciamo, nella quale gira Zero to 100, però ne Ok. vale la pena. Grazie, sono contento Ci che stai- mi ci stai- mi ci stai hai un po'- fatto ci stai un po' viziando presentare. questa sera, per Sono cui contento. ci sta. Sono felice, Ok. veramente. Troppo bello. Quest'altra chicchetta qui invece è... Questa chicca qui è... Mi dicevi allora, che ne hai prese 2 di copie di questo sì, disco. le ho prese 2 di copie perché una mediamente, a parte qualche disco, un paio di dischi che ho messo su questa sera, molti sono usati perché comunque volevo certe tracce e quindi nuovi non li trovi e quindi sono quasi tutti usati, quindi magari o trovi il disco buono e la copertina un po' così, e qui ho trovato una copia con il disco buono e una copia con la cover buona e li ho mixati. E adesso ne manca una terza che devi regalare a Vediamo Marco. se se la merita, se la merita, Attendo, che attendo. fra un paio di mesi compie anche gli anni. Mi ha quindi- confidato che ce l'ha nella wishlist, quindi sì, ma sai che vai a colpo sicuro. sì, ce l'ha. E questa qui, allora, la prima volta che l'ho sentita ad una festa dove c'era anche lui, e c'era un nostro caro amico che l'ha messa una versione diversa dalla mia, ed è dei PBR, mi sembra. Alright. E dopo un giorno ho visto questa copertina, li ho ascoltati e ho detto, sorpresa, ho trovato la stessa canzone, però nella versione originale. Questo è un disco del 78-79 Ok. e loro sono i Quartz. I Quartz, di cui adesso condividiamo anche la cover. Ok. Quartz, 0 to 100, XYZ Creative Center, enjoy!
Alright, questa era una bella gemma, devo dire. Super gemma. Una super gemma. Ecco, tra l'altro, cioè, questi dischi qui sono dischi immortali, perché tu questo disco qui, Lo puoi mettere quando vuoi. cioè Quando te lo puoi vuoi. mettere da quando sei a casa e vuoi rienergizzarti, ricaricarti le batterie, o lo vuoi suonare nel mezzo di un set, aggiungere, no, un tocco di colore diverso, un po' ipnotico, però con Certo, questo certo. È bello pieno. riff groove Super groove. pieno, e questo qui, insomma, non so se dici in italiano, delivera, it delivers. Ok, ok. Ecco, è un ottimo ingrediente, ecco, nella bag di qualsiasi DJ. Alright, allora mi prendo un momento per informare chi ci guarda di queste bellissime magliette, queste bellissime tazze che sta usando anche Gianni, queste borracce e altri gadget che potete Super gadget, trovare wow. nello store di Moziro. Moziro.xyz, c'è una tab store, adesso condividiamo anche il link in chat. Se avete il piacere di prendere dei gadget nella vostra vita di tutti i giorni, o anche gadget utili, per esempio io adoro questa borraccia perché ha questo tappo. Io quando sono in studio utilizzo sempre questa per evitare di far disastri. di Possibili perdere disastri. acqua in giro, ecco. Oppure queste maglie che sono fatte in modo completamente eco-friendly. Tra l'altro abbiamo avuto un ottimo feedback da chi le ha prese, perché insomma il materiale è ottimo. Dancers e clubbers, ma non solo, hanno piacevolmente, insomma, ecco, goduto dell'esperienza, e tutto quello che guadagniamo ogni anno da questo web store lo devolviamo all'AIRC in beneficenza per la lotta e la ricerca contro il cancro. Quindi oltre ad aggiungere un buon gadget e magari qualche nuovo capo d'abbigliamento al vostro guardaroba, diciamo, fate anche una buona azione e date una mano ad una causa importante. Certo. Quindi Moziro Store, moziro.xyz, click on the tab store e scartabellate. Ok, abbiamo quasi raggiunto la fine del nostro Il mio episodio. 100. Mentre tu prepari il tuo 100 Sì. e te lo lascio mettere in cuffia, Sì. io condivido invece un altro disco che... Questo è un disco made in Veneto. Attenzione. Made in Veneto, dalla cover black, all'apparenza così, diciamo così, molto anonima, ma è tutt'altro che anonimo questo disco. Perché? Perché la storia dietro a questo disco è molto simpatica. Allora, è fatta da un ragazzo italiano di Cortina, Schedule. Non so se avete mai sentito, No, non questo ragazzo è veramente in gamba, un ottimo produttore di musica techno, e lì per lì io non lo conoscevo, l'ho conosciuto a Treviso recentemente. Ok. C'era il concerto dei Planet Funk, ai Suoni di Barca. Ok, sì. Io ero andato lì per visitare gli amici del Tortuga e ho conosciuto questo ragazzo che in realtà mi ha riconosciuto lui, perché avevo suonato un set con Marco Zangrando, un back to back, e ho detto, hai suonato con Marco? E ho detto, sì, e lì abbiamo cominciato a parlare, e insomma ho scoperto che anche lui era un DJ, anche lui era un produttore, e poi quando siamo andati all'after party al Tortuga, insomma abbiamo avuto modo di scambiare qualche chiacchiera in più, e mi ha detto che appunto aveva una label che si chiama Nord Limited. Io lì per lì onestamente ti dico non avevo connesso i punti. Ho detto, gli ho detto, c'è qualche campanella che mi suona, ma non riesco a mettere ancora A fuoco. a fuoco, no? Dopodiché, tra l'altro nell'after party abbiamo suonato un back to back, io e Schedule, è stato bellissimo e mi è piaciuta molto la sua music selection, e quando sono tornato a casa, la settimana dopo, ho controllato il mio ordine dei dischi pre-ordine che avevo fatto, Ok. e guardo e vedo questo Nord Limited, ho detto, ok, mi faccio un po' di scratch my head e say, potrebbe essere, and then I go and check it, and actually it was Schedule. So, questa che stiamo per ascoltare è la 8ª release di Nord Limited, bellissima, ci sono 4 tracce. Ne abbiamo sentita una nel precedente 0 to 100, ma la condivido ulteriormente, anzi questa volta condivido l'altro lato, lo vediamo qui, Nord Limited 08.
Ci sono due tracce fatte da Schedule, una è Primitivo, l'altra è Resistant. E questa è un altro artista, JXTPS. Ascoltiamo la B1, devo dire una production ricca di energia e anche un buon DNA, devo dire, a livello musicale, molto unico, un buon ingrediente da aggiungere alla propria bag. Quindi mentre prepari il tuo prossimo e ultimo disco della nostra serie, ci guardiamo e ci godiamo insieme questo disco Made in Veneto. Schedule everyone, streaming live 0 to 100 dal Beautiful Creative Center in Conegliano, Italy.
There you go, Nord Limited, Nord 008, la 008 di Nord Limited. Cosa ne pensate di sto disco? Una bella bomba esagerata. Bella produzione, Sì, ma interessante poi comunque conoscere anche che ci sono dei ragazzi qui vicino a noi che fanno queste belle produzioni, insomma, questa ricerca anche musicale. sì. Perché adesso trovare dei dischi è, secondo me, è difficile, cioè comunque ci vuole tempo. Sì. Ci vuole tempo, il modo anche, e non so tu come fai a... Sì. il tuo momento della ricerca dei Adesso te lo tuoi dico. dischi. La cosa che hai detto tu, Marco, cioè è importante. In effetti c'è un sacco di gente che scrive musica, che crea musica, però vive in un mondo sommerso, in un certo senso, proprio letteralmente underground, quindi magari sconosciuto ai più. Per chi magari opera nel settore è poi più facile magari sintonizzarsi su queste frequenze. Ironico il fatto che io per esempio questo disco l'avessi già preordinato prima dell'uscita, Prima di senza te. sapere che era lui. Poi per il gioco del fatto, le stelle si sono allineate, ho conosciuto Andrea, insomma, e ho conosciuto questi altri bellissimi progetti che ha fatto, ecco. Però è proprio così, insomma, ed è soprattutto anche qui il Veneto un territorio molto ricco di produttori. Invece per la domanda che mi hai fatto tu, come Sì. faccio Il tuo momento della scelta dei dischi, della ricerca dei dischi. Allora, guarda, io essenzialmente faccio così. Principalmente parto da quelle che sono i generi che mi piacciono e mi interessano. Prendo quelle che sono le label, le etichette che hanno Ok. stampato qualcosa che mi piace o qualcosa che, diciamo così, riflette un po' la mia inclinazione o quello che sto ricercando, e vedo se nel loro catalogo c'è qualcosa che mi manca. Soprattutto cerco che altri artisti hanno fatto uscire sotto la loro etichetta, Ok, e ok. scopro spesse volte artisti che non conoscevo. Quindi questo è il primo, è il primo step. Dopodiché, per esempio, guardo i profili social di negozi di dischi, Ah, ok. da Phonica Records a Londra, Clone, Rotterdam and so on, e rimango sintonizzato su quelle che sono I tuoi generi. le uscite che fanno così, che condividono, e spesso trovo qualche bella chicca. E poi soprattutto quando trovo degli artisti che mi piacciono, utilizzo per esempio, c'è un sito che mi piace molto che è dj.de. Lì sì. è molto bello perché, ma lì come anche per esempio su Juno, Ok. puoi selezionare delle preferences dove Sì. metti i tuoi favorites e puoi continuare a ricevere news di quella label, di Ah, quell'artista, ok. quindi belli a catena. Ogni mese mi arrivano delle newsletter con tutti i titoli selezionati. Ok. E poi l'altra cosa che mi piace molto, per esempio, è quando vedo un artista, un DJ o un musicista che performa dal vivo. Spesso vado poi a ricercare cosa ha fatto, come ha prodotto, con chi ha collaborato. Magari a volte hanno semplicemente fatto dei remix, Ok. però sono, ecco, è sempre a catena, diciamo così. E poi c'è l'universo che a volte ti fa piovere in mano delle cose senza aspettarti. Altra cosa molto bella, quando per esempio viaggio, cerco in qualsiasi città dove vado di trovare un negozio di dischi. A differenza dello scartabellare random, che a volte lo faccio ma spesso non ho il tempo di farlo, chiedo sempre al negoziante diciamo, di indicarmi qualcosa di... Per esempio arrivo e chiedo, non lo so, cerco qualcosa di soulful, oppure minimal techno con un fat bass, qualsiasi cosa, e soprattutto se ci sono produzioni locali. Ok. Produzioni locali. Per esempio questo che mi è capitato all'occhio prima è un disco che ho preso a Firenze recentemente, l'ho preso a Sleeve Records. E sono andato lì perché mia moglie mi ha fatto una sorpresa, siamo andati a Firenze, sono andato lì e ho trovato questa versione, un 10 pollici stampato a mano, una L'avevo chicca. vista che era stampata, sì, l'avevo notato. L'abbiamo condiviso nello scorso episodio 0 to 100 per esempio, e questo non l'avrei mai scoperto se non fosse stato lì. Perché sono magari musicisti locali che fanno una limited series di magari poche copie e le trovi lì dove vai, magari sono distribuite con una distribuzione più larga, e quindi mettendo insieme tutti i vari
pezzi del puzzle, diciamo così, creano la mia palette sonora, però ecco questo... Ci vuole tempo, vero? Sì, tempo, ma soprattutto anche una cultura musicale, cioè quella la curiosità sicuramente. di andare a scoprire la label, capire cosa stanno esplorando, i musicisti da dove vengono, che background hanno. Certo. Per esempio, uno dei musicisti e produttori che mi piace molto è ultimamente, per esempio, è Luther Vine. Luther Vine di Phonica Records, lui è A&R di Phonica AM, che è un label che fa musica after hour specializzata, sempre sotto l'ombrella di Phonica, ma lui ha una diciamo così, una formazione, cioè, musicale proprio, Certo. Suona la tromba, così, però fa ok, dei musicista. bellissimi dischi. Tra l'altro un bellissimo disco che ha fatto con Subban, che è uscito sul... una serie di dischi che ha fatto Phonica per il 20° anniversario di Phonica. Non è questo, però è uno dei dischi che sono usciti. Se ne trovate una copia, prendetelo, perché è una bomba atomica. Ogni volta che lo suono c'è qualcuno che matematicamente mi ferma o viene in console e mi chiede che disco è questo, e gli do la cover, che poi il titolo non c'è sulla cover, quindi aspettano sempre che finisca di suonarlo per poi farla vedere. magari fare una foto Ok. alla label. E quindi ecco, la cosa bella è anche questa, cioè conoscere questi personaggi e poi seguire nelle loro produzioni, nell'evoluzione. Cioè, secondo me c'è un mondo che va al di là di quello che è il pop, il chart, che a volte, perlomeno personalmente, mi appaga di più di quanto possa essere una canzone che magari posso sentire per radio. Ok, per... certo. Quindi Fai questo è una un po' ricerca l'iter, diciamo così, dettagliata, personale, anche Sì. più aperta. E infine, se ci sono programmi come per esempio questo Zero to 100, sicuramente musica che abbiamo ascoltato qui non è che la senti No. poi così spesso, e questi sono per esempio degli ottimi momenti, degli ottimi contesti nei quali puoi attingere e così aumentare la tua cultura musicale e scoprire qualche titolo nuovo. Sì. Ok. Bello. Nice. Very nice. Allora, siamo arrivati alla fine di questo episodio di Zero to 100, da 0 a 100. Io volevo prendere un minuto per ringraziarvi. Grazie a te. Gianni, Grazie a te, Andrea. Marco, per essere venuti a visitarci. Siete sempre benvenuti. Lasceremo poi nelle show notes i contatti se la gente volesse mettersi in contatto con voi. E per chi è la prima volta che ci segue, lasciamo anche in chat un link per iscrivervi al canale di YouTube. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi, aiuta molto e sarete sempre i primi a sapere quando facciamo un live stream o quando facciamo uscire dei nuovi video. Without further ado, lasciamo che adesso Gianni si condivida l'ultimo disco di questa serata. Cosa ci hai portato? Questo è il mio 100. Oh, ok. Questo è il mio 100. È uno dei primi album di questi artisti. Il mio 100 è un 100 un po' particolare, con un intro molto dolce ma armonico, suoni, e dopo partirà il 100. Io ho già capito di chi è, però non lo dico perché così non roviniamo la sorpresa. Vai pure col play, ci vediamo con quest'ultimo disco, streaming live da 0 a 100, 0 to 100 dal XYZ Creative Center in beautiful Conegliano, Italy. Eccola.